Al Grondona si affrontano il Marassi di mister Repetti e il Cadimare di mister Buccellato. Genovesi per avvicinare il treno dei play-off, Spezzini per mantenere i piani altissimi del girone B di promozione. Il primo brivido è creato da Owusu, possente centrocampista di padrone di casa che al 23esimo per poco non buca la porta con un tiro a giro. Dopo meno di un minuto passa al Cadimare, lancio lungo per Cupini, il quale è abile a sfruttare l'uscita un po' indecisa di Carrozza e deposita la rete che vale così il vantaggio, 1-0 per il Cadimare al 24esimo. Lo stesso Cupini al 25esimo potrebbe regalare il doppio vantaggio ai bianconeri, ma la sua conclusione termina a fil di palo. Al 28esimo è Stefanzio a colpire di testa dal cuore dell'area, ma il pallone termina a lato e il risultato non cambia. Al 41esimo protesta il Marassi in maniera veemente per questo contatto, ma signor Rinaldi di Novi Ligure lascia proseguire. Nel secondo tempo il Marassi cerca di rimettersi in carreggiata. Dopo 40 secondi Owusu colpisce di testa, ma in maniera troppo centrale. Al sesto Ghiglia si accentra e conclude, ma non impensierisce Sarsi. 5 minuti dopo è Vulpes a staccare di testa, ma lo stesso Sarsi smanaccia in calcio d'angolo. Al 15esimo Olanda conclude di collo esterno dal limite, ma la sua rasoiata termina di poco a lato. Così nel miglior momento Marassino arriva al 2-0 del Cadimare. Cupini controlla sulla destra, se ne va sul fondo e appoggia per Del Santo, il quale può solamente trafiggere la porta difesa da Carrozza e regalare il doppio vantaggio ai suoi. Al 30esimo il Marassi protesta per questo presunto tocco di mano in area di rigore, ma il signor Rinaldi lascia proseguire. Rivediamo le immagini. Al 32esimo è da Aroncia a provarci dal cuore dell'area, ma Sarsi si fa trovare pronto. 5 minuti dopo Giannina si mina al panico sulla destra, si accentra e conclude, ma il suo tiro termina alla destra di Carrozza. Quando la partita sembra incanalata verso lo 0-2, il Marassi improvvisamente la riapre con questo tappin di Ballestrino, abile a capitalizzare la respinta del portiere bianconero in mezzo all'area. Risultato dunque sull'1-2 a 5 minuti dalla fine. Al 49esimo si accendono nuovamente le proteste marassine per questo presunto contatto in area, ma signor Rinaldi lascia nuovamente proseguire. Al 50esimo arriva la sentenza, uscita incerta di Carrozza e trattenuta che gli costa l'espulsione nonché il rigore per il Cadimare, massima punizione trasformata da Giannina per la rete del definitivo 1-3. Ancora spazio per alcuni istanti di gioco e poi termina la sfida. Gioco, partita incontro al Cadimare.